Ciao a tutti, siamo alle radici dell'indipendentismo. Oggi vi parlerò del rapporto tra la Sardegna e la Catalogna. Non è possibile assolutamente fare un parallelismo, un raffronto tra la Sardegna e la Catalogna, perché in Sardegna non c'è la consapevolezza di un popolo, di una nazione come nella Catalogna. Qua ancora la classe politica e soprattutto i movimenti indipendentisti non hanno ancora capito che bisogna fare, come hanno fatto in Corsica, come hanno fatto in Catalogna, superare le divisioni per presentarsi coalizzati e uniti alle competizioni elettorali e ottenere gli stessi risultati, ad esempio, che hanno ottenuto i catalani in Catalogna e gli stessi corsi che quest'anno hanno ottenuto il 56,7% dei consensi elettorali. Fin tanto che i sardi continueranno a lasciarsi dividere dalle ideologie di importazione e non porranno al primo posto la Sardegna, la loro nazione, e non si batteranno per questa nazione, fino ad allora la Sardegna non farà passi avanti. Noi siamo lontani anni luce dalla Catalogna, anni luce. Occorre assolutamente che i sardi capiscano una volta per tutte che è necessaria l'unità dei sardi per sbaraccare i partiti colonialisti italiani di destra, di centro e di sinistra, che sono quelli che stanno distruggendo la nostra terra, la nostra unica vera patria, la Sardegna. In Sardegna è necessario trovare un capo carismatico che guidi il popolo sardo verso la riscossa per il recupero della statualità perduta nel 1847, perché noi quella statualità la dobbiamo recuperare, ritornare ad essere padroni del nostro destino. Dobbiamo assolutamente diventare padroni del nostro destino, ma dobbiamo trovare persone non ondivaghe che si spostano un attimo a destra, a sinistra, al centro, ma che portino l'intero popolo verso la conquista della agognata indipendenza e libertà della Sardegna. Ciao a tutti, per oggi ho finito, ci vediamo alla prossima puntata, quando vi parlerò di storia, di tradizioni, di cultura, di lingua, perché è indispensabile per il recupero della identità di noi sardi.